Oggi per noi cristiani è un giorno molto speciale. Infatti il 25 marzo, giusto 9 mesi prima di Natale, ricorre la festa solenne dell'Annunciazione del Signore. L'angelo Gabriele porta l'annunzio a Maria della nascita del Salvatore e lei, attraverso il suo eccomi, attraverso il suo sì alla volontà di Dio, permette che il disegno di salvezza che Dio ha voluto per l'umanità possa davvero realizzarsi, e così che Dio stesso diventi l'Emmanuele, il Dio con noi. Questa giornata ha anche un risvolto civile molto particolare. Non a caso, 1600 anni fa, nasceva la città di Venezia. Dico non a caso perché la scelta di questa data è particolarmente significativa per la città veneta, collegando direttamente la nascita della città all'incarnazione del Figlio di Dio, quasi una mettere insieme, ecco, la grandezza di Venezia con la protezione di Maria, Maria che riceve l'Annunciazione, e la salvezza portata da Dio. Ma c'è un'altra coincidenza che non è tale, ed è la scelta del sommo poeta Dante Alighieri di fissare proprio il 25 marzo dell'anno 1300 l'inizio del suo viaggio ultraterreno, quel viaggio che lo porterà ad attraversare inferno, purgatorio e paradiso alla ricerca di Dio e alla ricerca di se stesso. Infatti Dante, arrivato al termine del suo viaggio, scorgerà proprio nel volto di Gesù il suo volto, nel volto del Figlio, seconda persona della Trinità, il volto di sé. E questo è molto bello, perché ci dice che in Dio noi scopriamo noi stessi, abbiamo la possibilità di conoscerci, la possibilità di riconoscere di essere figli, di essere creature amate. Desidero allora concludere questo giovedì della parola riprendendo la preghiera meravigliosa che il sommo poeta Dante dedica proprio alla Vergine, mettendo sulle labbra di San Bernardo delle parole che attraverseranno i secoli e continueranno a risuonare nei cuori di tanti di noi. Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui sei a noi meridiana face di caritate, e giuso intra i mortali sei di speranza fontana vivace. Donna, sei tanto grande e tanto vali, che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar senz'ali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura è di bontate. Buon 25 marzo, buona festa dell'Annunciazione e buon Dante Day.